I centri di preghiera sono importanti perché sono un punto di riferimento per tutti noi. L'appello dei musulmani veneti arriva dal convegno per un Islam italiano, dove è arrivata immediata la frecciata contro la regione colpevole di aver varato la legge anti-moschee. Il presidente della Federazione Islamica del Veneto sull'argomento è chiaro. Qui nel Veneto è venuta fuori la legge anti-moschei che vieta l'apertura di altri centri culturali islamici, e questo è un fatto un po' che ci ha dato un fastidio, perché il centro culturale è un punto di riferimento, è un punto dove si va a adorare Dio, non si va a fabbricare bombe o fare terrorismo. Più volte, dice, siamo andati in regione per chiedere spiegazioni ma nessuno ci ha ascoltato. I centri di preghiera, spiega, non devono essere chiusi, anzi ce ne vorrebbero di più. Però se a me mi viene a chiudere un centro culturale, la gente dove va a pregare? Va a pregare nei garage di nascosto, e quindi dov'è questo punto di riferimento? Lei è Sara, ha 23 anni e le idee chiare. Il vero è stata una sua decisione, ma sul burqa non è d'accordo. Anch'io sono contraria, giustamente, nel momento in cui io parlo con una persona vorrei vedere il suo volto, vorrei sapere con chi parlo, magari lì è un maschio, magari sotto quel velo c'è un maschio piuttosto che una donna, io vorrei avere la certezza e la possibilità di capire con chi sto interloquendo. Ma le religioni e le tradizioni, conclude, vanno rispettate.